Buon mercoledì, ben ritrovati con il primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3, spazio chiaramente alle notizie fresche di giornata con i servizi e i collegamenti che arrivano dai nostri corrispondenti in giro per il Veneto, e poi ci sarà spazio chiaramente per parlare dell'avvicinamento alla Triveneta di Conegliano con diversi collegamenti con Lucio Zanato e Omar Costantini che ci raccontano come le sezioni si stanno preparando a questo grande appuntamento. Ma come sempre partiamo dalla cronaca, tornando al devastante incendio scoppiato ieri pomeriggio ad Urbana in un ex capannone di materiale plastico. Rientrato l'allarme, il sindaco spiega: siamo in attesa dei dati ufficiali di ARPAV. Stiamo attendendo il noto ufficiale di ARPAV, ma già da ieri sera era rientrata grazie all'importante lavoro fatto dai vigili del fuoco. È in attesa dei dati ufficiali di ARPAV il sindaco di Urbana, Michele Danielli, ma i primi esiti ufficiosi sono confortanti. Un sospiro di sollievo per tutto il comune e per i territori vicini all'ex capannone di via Corsarelli, dove sono stipate ingenti quantità di materiale plastico bruciate rapidamente alle 14 di ieri pomeriggio. La densa nuvola nera era visibile da chilometri di distanza. Immediata l'ordinanza del sindaco di Urbana, tuttora in vigore, che invitava i cittadini a muoversi solo in caso di necessità e a tenere chiuse le finestre. Sulle cause, per ora ignote, è stata aperta un'indagine. Uno stabile abbandonato, e quindi sì, non c'era un'attività che possa aver determinato un innesco, mi spiego, o energia elettrica o altro, quindi. Tra l'altro credo sia partito tutto dall'esterno, dal deposito esterno, fortunatamente sempre grazie all'intervento dei vigili del fuoco tempestivi la parte interna del magazzino è stata colpita in una piccolissima parte. Dal sindaco un grazie a quanti sono intervenuti con prontezza. Ieri uno spaventone per tutti e colgo l'occasione per ringraziare anche a nome della cittadinanza l'importante lavoro fatto dalle forze dell'ordine, in primis i vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri di Casale di Scotosio per la tempestività dell'intervento. Purtroppo ancora una vittima delle strade del Veneto è accaduto questa mattina a Pradipozzo di Portogruaro. A perdere la vita Kevin Laster, centauro 31enne, che ha perso il controllo della sua moto finendo contro un trattore, morendo sul colpo. La dinamica della tragedia è tutta da ricostruire. Sul posto SUEM e carabinieri. Nell'impatto il giovane è finito sotto il mezzo agricolo. Per lui nulla da fare. Provocano incidenti e scappano due pirati della strada denunciati a Castelfranco. Uno di questi, un camionista, era fuggito dopo aver ferito una nonna e la sua nipotina di 7 anni. Prima la stretta, poi l'urto, un impatto che ha completamente distrutto la parte frontale dell'auto guidata da una signora di 59 anni. Con lei c'era anche la nipotina di 7. La giovane nonna stava percorrendo la rotatoria di Bella Venezia a Castelfranco quando un camion di targa straniera ha stretto la curva, urtando violentemente contro il mezzo, distruggendone tutta la parte anteriore. Attimi di terrore per la donna al volante, riuscita nella velocità di quanto accaduto solo a vedere che il mezzo aveva targa portoghese. Il camion, infatti, nonostante un primo segnale di rallentamento, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi e prestare soccorso. Ferite ma non in modo grave, lei e la nipotina hanno rimediato 7 e 5 giorni di prognosi. Intanto i vigili della locale si sono messi sulle tracce dell'azienda portoghese che si è ritenuta estranea ai fatti, dando però gli estremi del conducente, garantendo così il giusto risarcimento alle vittime del sinistro. Il camionista è atteso ora in Italia tra poco più di una settimana per l'identificazione formale e gli addebiti a suo carico. Non il solo caso di pirata della strada, sempre a Castelfranco, questa volta in Borgo Pieve. Un automobilista originario di Vigonza ha urtato un passante fratturandogli il braccio e causandogli 30 giorni di prognosi. L'uomo sceso dal veicolo ha inveito ed è subito risalito, lasciando la persona al suolo, soccorso dal fratello di questo. Giunto sul posto una pattuglia della polizia locale, raccolte le testimonianze, l'uomo e la vettura sono stati immediatamente rintracciati, il conducente è stato fotosegnalato e denunciato per fuga e omissione
missione di soccorso. Davanti agli ennesimi casi di mancato soccorso a Castelfranco, il sindaco invita sempre a denunciare i sinistri, sottolineando l'importanza di avere una rete capillare di telecamere di videosorveglianza nella zona. Aiutano perché sia le telecamere di videosorveglianza che i lettori target ti consentono di individuare chi causa l'incidente. A Castelfranco Veneto i controlli funzionano, abbiamo gli strumenti e gli agenti preparati a far sì che appunto nessuno possa rimanere impunito. I carabinieri stanno indagando sull'accoltellamento di lunedì sera a Bibbione nei confronti di un 24enne kosovaro. Starebbero cercando almeno 3 persone. Potrebbe esserci un regolamento di conti nel mondo della droga all'origine dell'accoltellamento avvenuto a Bibbione, in cui un 24enne di origine kosovara è stato colpito alla spalla dopo essere stato accerchiato e poi portato d'urgenza nell'ospedale di Mestre con l'elisoccorso, dove è ricoverato ma fuori pericolo. All'indomani dell'accoltellamento tra via Orsa Maggiore e via del Sagittario, qui sul luogo ci sono ancora le garze che sono state utilizzate, delle bottiglie d'acqua e una maglietta, ma il comandante della polizia locale rassicura residenti e turisti. I primi ad arrivare sul posto sono stati proprio gli agenti della locale, raggiunti dai carabinieri, che stanno esaminando le immagini del circuito di videosorveglianza e cercherebbero almeno 3 persone. Ovviamente la situazione sarà attentamente monitorata anche dalle pattuglie di polizia locale. Ieri la polizia locale è intervenuta per prima sul posto, nel giro di pochi minuti è intervenuta contestualmente con i soccorsi del 118. Questo a rappresentare appunto la costanza e la presenza nel territorio delle pattuglie su un orario che garantisce la presenza, diciamo, dalle 7:30 di mattina all'1:30 di notte. Il servizio è svolto attraverso pattuglie automontate, motomontate e pattuglie appiedate che coinvolgono i controlli in zona arenile e lungo la ciclabile che si frappone tra l'abitato e la spiaggia. Il 24enne non sembrerebbe né residente né domiciliato a Bibbione e la sua permanenza in città non dovrebbe essere legata a motivi di lavoro o alla stagione estiva. Dai primi accertamenti si parla di una persona senza fissa dimora. E mentre i carabinieri indagano, il vice sindaco evidenzia come la località balneare sia controllata e sicura. Non è un episodio, 2 episodi, mi sembra che sia il secondo in 3 anni accaduto che ci possono preoccupare. Questo non vuol dire che non li consideriamo, anzi ci permettono di alzare ancora di più l'asticella dell'attenzione. Abbiamo rinforzato i comandi di polizia locale, da domani la stazione Carabinieri avrà un organico che è più del doppio rispetto al suo organico originario, quindi cerchiamo di controllare il territorio nel miglior modo possibile. Del caso è stato informato il magistrato del Tribunale di Pordenone. Non so, chiedo alla regia, al nostro Alessandro Granziera, se c'è la possibilità di collegarci con Palazzo Balbi. Grazie davvero Alessandro. Sentiamo le parole del Presidente Zaia che sta parlando del recupero dei tempi per quanto riguarda le liste d'attesa. Proviamo a sentire le parole del Governatore. Perché abbiamo il 21 l'estate, no? Perdonate la battuta, però oggi noi vogliamo darvi un update, quindi un aggiornamento di quello che sono i dati delle liste d'attesa. Vi ricordate che ci siamo visti mesi fa e siccome i dati sono eccezionali e sono certificati, non è un caso che la Regione Veneto sia ritenuta la regione più efficiente d'Italia secondo i dati ministeriali, ecco, proprio per questo volevamo presentarvi i dati in maniera seria e quindi avrete una brochure poi che vi dà tutti gli andamenti del grande lavoro che è stato fatto e quali sono le reali attese in questo momento in Veneto, nel momento in cui vi sto parlando. I dati sono di ieri sera, quindi si saranno migliorati anche rispetto a ieri sera. Ecco, volevo innanzitutto iniziare, e poi passo la parola all'assessore Lanzarin, a ringraziare lei, ringraziare il dottor Annichiarico e a cascata i 64.000 dipendenti della sanità. Vi ricordo che la macchina sanitaria è una macchina complessa. Io so che siamo tutti commissari tecnici della nazionale, però è pur vero che alla fine in campo ce n'è uno che segue la squadra. E noi siamo in 2, 3, insomma siamo in pochi, ma abbiamo ben chiaro che i numeri sono numeri paurosi. Voi immaginate solo che 64.000 dipendenti, dei quali 12.000 sono medici, erogano 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno.
Questo è solo uno dei tanti dati che vi potrei dare, oltre 2 milioni di accessi a pronto soccorso, oltre 9.000 persone ricoverate tutti i giorni e molto altro ancora. Però a me interessa dire grazie, ringraziare tutti i nostri dipendenti, tutti i nostri collaboratori del mondo della sanità, che ognuno per le diverse mansioni che gli sono attribuite, dal medico che cura, all'infermiere che coadiuva nelle cure, all'operatore sociosanitario piuttosto che gli amministrativi, tutti hanno un ruolo e il lavoro di squadra si vede. Tanto vorrei che fosse fissata una cosa, che noi nel 2013, mi ricordo sempre l'assessore Lanzarin, abbiamo deciso che in questa regione, a differenza di tutta Italia, l'attesa stabilita per legge sia dimezzata. Vuol dire che la categoria B è 10 giorni in Veneto e nel resto d'Italia, vuol dire che la categoria D è 60 giorni nel resto d'Italia, in Veneto abbiamo fissato 30 giorni, quindi quando io vi darò i dati considerate che noi non abbiamo il vantaggio dei 60 giorni, cioè noi misuriamo tutto sui 30, e poi la categoria P che nel resto d'Italia è 120 giorni, per noi è 60-90 in base alle prestazioni. Anche qui abbiamo un margine svantaggioso nei conti che non viene mai tenuto presente a nessuno. Per farci un esempio che rende subito l'idea, se noi oggi in questo momento portassimo le attese, le allineassimo ai parametri nazionali, le nostre attese diventano veramente infinitesimali, ma noi vogliamo continuare a ragionare su questo. Ci rendiamo conto che abbiamo chiesto un grande sacrificio alla sanità, perché quando tu riduci da 60 a 30 giorni vuol dire che dimezzi i tempi, ma ci rendiamo anche conto che un benchmark come questo dà dei risultati. Vi faccio un esempio ancora più banale, farà sorridere, ma managerialmente ha un senso quello che vi dico. Dopo fa sorridere l'esempio che faccio, ma rende l'idea. Se voi portate in avanti le lancette del vostro orologio, a me sono concesso che qualcuno abbia ancora le lancette sull'orologio, insomma, la portate avanti di 5-10 minuti, sapete cosa accadrà? Che arrivate sempre in anticipo agli appuntamenti, perché poi vi dimenticate che l'orologio è più avanti di quello dell'orario previsto. E così è successo, che per noi ormai è normale avere 30 giorni, ma se uno si ferma a pensare dice sì, ma 30 qua, ma in giro per il mondo sono 60 giorni o 120. Quindi questa è stata anche una sfida che abbiamo vissuto assieme a tutti i nostri operatori e la sfida è stata ottima. Io voglio solo dirvi due cose. Prima di darvi due numeri, poi ne parla approfonditamente l'assessore Lanzarin. Intanto perché ci sono liste d'attesa, lo ricorderò fino alla nausea, perché la semplificazione non ci può andare bene e soprattutto la semplificazione quando diventa demagogica è poco rispettosa nei confronti dei cittadini. Ve lo dico perché la lista d'attesa è un paziente che attende di poter essere preso in carico e sia eseguita la prestazione. Intanto la mole. Se eroghiamo 80 milioni di prestazioni sanitarie, pensate che eroghiamo quasi 20 milioni, sono 17 milioni di prestazioni ambulatoriali, voi capite che i numeri sono grandi, perché poi alla fine l'imbuto ci porta sempre ai 12.000 medici, non è che possiamo dividere per 64.000, ma sono 12.000 poi quelli che firmano la ricetta, fanno la visita, fanno le prescrizioni. Allora, è lista d'attesa. A me piacerebbe che si vedessero anche i fattori ogni tanto, magari messi in fila su una tabellina. Primo, l'erogazione di un servizio che si rifà a un'offerta che noi diamo. Se noi fossimo a 50 anni fa o 40 anni fa non avremmo neanche l'ecografia da dare come servizio ai nostri cittadini. Oggi abbiamo TAC, PET, risonanze, tutto quello che viene in mente noi ce l'abbiamo, perché il parco macchine della Regione Veneto è uno dei parchi più innovativi a livello internazionale. Sfido chiunque a alzare il dito e dire che non è così. Investiamo una settantina di milioni di euro all'anno, compriamo macchine innovative, adesso stiamo lavorando per una 7 Tesla, per chi non ha del mestiere già 2-3 Tesla è già vuol dire aver già la Ferrari dell'ultimo modello progettato. Noi stiamo parlando di una 7 Tesla, cioè stiamo parlando di una roba che non legge solo l'encefalo, ma leggerà anche il pensiero se andiamo avanti di questo passo, l'intelligenza artificiale. Quindi è ovvio che nel momento in cui tu hai tanta offerta di diagnostica, la domanda aumenta. È logico, naturale, sappiamo che è così. Anche quest'anno cresciamo del 2% di richieste di prestazioni. Cioè vuol dire che a parità di popolazione non è così banale
è liquidabile dicendo che i cittadini, la comunità invecchia e quindi aumentano le prestazioni. È vero fin là, potremmo parlare di cataratte se volete, ma la verità è che l'offerta diagnostica che noi forniamo ogni anno ci permette di essere sempre più performanti. Pensate, adesso arriva l'intelligenza artificiale, cioè quando noi adesso compriamo i mammografi che fanno la foto della mammella, della ghiandola mammaria, e in base alla paziente che hanno davanti l'archivio rifà con la stessa scansione, lo stesso centramento, la nuova foto in modo tale che sia esattamente sovrapponibile a quella di un anno fa, 2 anni fa e poi fra qualche anno diremo di 10 anni fa, capite che il sistema sta cambiando in maniera innovativa. E allora se da bimbi cadevamo in bicicletta e ci facevano al massimo una lastra, oggi se cade in bicicletta fanno l'attacco, risonanza, un'ecografia, cioè ti passi una giornata in ospedale. Questo dilata i tempi e ben venga che sia così. Allora, da un lato l'offerta diagnostica crea ovviamente più attesa perché poi c'è sempre l'imbuto degli erogatori del servizio, ci vuole sempre un medico dietro ad ogni prestazione. 2. La medicina difensiva, non trascurate la medicina difensiva. Sentite, tutti noi quando abbiamo anche un furuncolo o una banalità andiamo dove? Su internet a cercare. Alzi la mano che non l'ha mai fatto, non vedo nessun braccio alzato. E quindi a medicina difensiva cosa diventa? Diventa il fatto che il paziente è talmente istruito e talmente si è fatto una sua idea che si ritrova come controparte un medico che inizia un dibattito. E la medicina difensiva in un mondo nel quale ormai si fa causa per tutto, anche se ti bocciano il figlio a scuola fai ricorso al TAR, capite che anche i medici, questi poveri cristi, si ritrovano molto spesso di prescrivere magari in maniera tutelativa anche quello. Stacchiamo per un attimo dal presidente Zaia Palazzo Balbi, sta facendo il punto sulle liste d'attesa perché attende da qualche minuto, e me ne scuso, la nostra Chiara Gaiani per raccontarci degli esiti delle indagini dei carabinieri dopo la rapina ad una coetanea durante l'aperishow ad Arsego per vendette. Ebbene, i militari dell'Arma hanno denunciato 3 giovanissime, solo una maggiorenne. Buongiorno a Chiara Gaiani insieme a Cristoforo Caiende. Francesca, buongiorno a te telespettatori di Antenna 3. Sì, come dicevi, e tra l'altro solo la settimana scorsa il generale Cuccuglielli, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Padova, ha lanciato l'allarme su queste vere e proprie bande di giovanissimi e giovanissime. Le 3 ragazze che sono state denunciate per rapina aggravata avrebbero organizzato una vera e propria spedizione punitiva ai danni di una loro coetanea per un problema che sarebbe stata una rivale in amore. Avrebbero pianificato l'aggressione, riempita questa ragazza di calci di pugni lo scorso 3 maggio per poi fuggire con la sua borsa con all'interno il portafoglio con qualche soldo in contante e il suo cellulare. La ragazza minorenne, ricordiamolo, si è rivolta alle cure del pronto soccorso dove è stata giudicata guaribile in 8 giorni e poi presentato denuncia ai carabinieri che dopo le indagini proprio oggi hanno denunciato queste 3 ragazze. Lo dicevi, una è maggiorenne, ha 19 anni, 2 invece sono minorenni e quindi è intervenuta la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Venezia. Vivono tutte in provincia di Padova. Davvero una piaga sociale di cui vi stiamo dando conto quasi quotidianamente. Padova resta però anche una città molto importante e generosa dal punto di vista anche sanitario per il ruolo del suo ospedale, e dopo l'annuncio arrivato dalle autorità sanitarie venete nei giorni scorsi proprio qui a Padova, la prossima notte saranno accolti 2 bambini che arrivano dalla martoriata Striscia di Gaza. Sono 4 in tutto quelli che arrivano in Veneto, 2 saranno curati a Verona presso l'azienda ospedaliera di Verona, 2 invece a Padova. A Padova arriva un bambino di 8 anni con delle lesioni oculari, un bambino di solo 2 anni con ustioni e traumi al volto. Tutta la città si è mobilitata, saranno infatti ospitati, le loro famiglie saranno ospitate in 2 appartamenti che l'Università di Padova ha al Portello e che è pronta a mettere a loro disposizione. Allora direi che da Padova è davvero tutto. Ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica. La linea può tornare a te. Grazie davvero Chiara, grazie anche a Cristian Roque Allende. Noi torniamo a Palazzo Balbi, la Presidente Zaia con il punto sulle liste d'attesa.
L'assessore vi dirà che roba strepitosa che è successa, cioè oggi noi a categoria B abbiamo 0, se ne trovate uno sarà perché nell'istante in cui vi parla sta ancora attendendo, ma è una questione di istanti. La categoria D siamo andati da 82.000 del maggio 2023 siamo a 2.201, da 82.000 siamo a 2.201, cioè vi fate da soli la percentuale che è paurosa. E la categoria P, che sono le programmate, vi ricordo per noi sono, vi dicevo prima, sono 60-90 che invece sono in 120 in giro per l'Italia, da 74.000, ma poi gli avete questi dati, si va a 5.300. Allora, guardate, categoria D vi do una dimensione, ne abbiamo 2.200 in attesa, dividetele per 7 province, 7, 14, 21, vuol dire 300 per provincia. Li dividete mediamente per 100 comuni per provincia, sono 3 persone per ogni comune. Questo è l'impatto che ne abbiamo in questo momento. Dopodiché ci si può sempre lamentare di tutto, ma bisogna anche guardare in faccia la realtà su quanto fanno i nostri clinici, su quanto stanno lavorando e producendo anche di più. Ecco, vorrei ricordarvi che c'è sempre un lieve aumento di produzione, cioè noi abbiamo fatto, pensate, abbiamo fatto 212 concorsi nel 2024, mi ero anche segnato un dato che volevo dirvi, 2024 212 concorsi per 746 posti, parlo di medici, siamo riusciti a assumerne 184, mancano ancora in Italia 50.000 medici, che è l'ultimo punto, che è il quarto punto per le liste d'attesa, mancano 50.000 medici e 3.500 mancano in Veneto. Quindi il quarto elemento delle liste d'attesa è che se non ci sono medici un po' si allunga. Per oggi dire che noi non abbiamo raggiunto l'obiettivo vuol dire non vedere i dati. Se poi qualcuno ha qualche informazione alternativa ce la dirà, ma questi sono dati ufficiali, certificati, con tanto di numeri, date, e c'è il dovere di rispettare il lavoro di tante persone che non fanno politica ma fanno attività. Cosa hanno fatto? Hanno fatto tutta una serie di attività che poi vi dirà l'assessore Lanzarin rispetto al lavoro di questa task force. Prego. Come diceva E allora torniamo in studio, poi questa sera naturalmente andremo nello specifico dei dati che verranno forniti in conferenza stampa sullo smaltimento dei tempi delle liste d'attesa, che sappiamo essere un problema che si è aggravato nel post pandemia per tutte quelle prestazioni che erano state sospese e rinviate proprio durante l'emergenza Covid. Qualche dato significativo l'ha detto il Presidente Zaia, e poi naturalmente questa sera andremo ancora più nel dettaglio. Noi però torniamo con la cronaca da Padova. Rischiava di annegare nel canale San Gregorio, dove si era tuffato per sfuggire all'arresto. Lo spacciatore tunisino salvato e poi arrestato dalla polizia. Spacciava nei pressi del Giardino dei Giussi ed era stato notato dai residenti, il tunisino di 43 anni salvato dalla polizia. Erano le 15 del pomeriggio di martedì quando l'uomo è stato visto cedere 2 dosi di eroina in cambio di 40 euro su Lungargine Rovetta. All'alte degli agenti che gli hanno chiesto i documenti, lo straniero ha dapprima gettato in acqua un involucro per poi lanciarsi nel canale tentando una disperata fuga. Dopo qualche bracciata l'uomo ha iniziato però ad annaspare e a chiedere aiuto. Senza perdere tempo in acqua si è lanciato l'ispettore responsabile della pattuglia della squadra mobile, che dopo averlo raggiunto è riuscito a trarlo a riva e a farlo risalire sull'argine con l'aiuto dei colleghi. I poliziotti sono anche riusciti a recuperare la droga lanciata in acqua, 30 grammi di eroina già divisa in dosi. Il 43enne, identificato con 6 diversi alias, è stato arrestato. Dopo il processo il tunisino sarà collocato in un centro per il rimpatrio. Non pagava le tasse da 8 anni l'azienda metalmeccanica di Campo San Martino, siamo sempre in provincia di Padova, controllata dalla Guardia di Finanza, che ha scoperto un giro di denaro e sequestrato beni per 190.000 euro, anche in Romania, dove vivevano i titolari, marito e moglie, che sono stati ora denunciati.
È nata da un controllo in un'azienda metalmeccanica di Campo San Martino partito un anno fa, l'operazione che ha portato la Guardia di Finanza di Cittadella alla denuncia di 2 coniugi romeni, titolari di 2 società dell'Alta Padovana, e al sequestro preventivo di beni per oltre 190.000 euro. Dall'esame dei registri contabili dell'azienda del marito è emerso che l'imprenditore non pagava le tasse da circa 8 anni, un'evasione da 1.200.000 euro, fondi che venivano distratti verso la società amministrata dalla moglie e reimpiegati nel pagamento di compensi a favore dei 2 coniugi. Da qui l'indagine certosina che ha permesso ai militari di sequestrare il denaro presente nei conti correnti bancari degli imprenditori, 2 appartamenti a Curtarolo dove venivano alloggiati operai metalmeccanici romeni impiegati nelle 2 aziende e, grazie alla collaborazione di Eurojust, a numerosi terreni in Romania di proprietà dei 2 coniugi. Per entrambi è scattata la denuncia per i reati di evasione fiscale, autoriciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita, per i quali si rischia una pena fino a 8 anni di reclusione. Un'agenzia immobiliare di diritto sammarinese attiva nel settore della consulenza in materia di aste immobiliari con sede principale a Conegliano, ma attiva anche nelle province di Padova, Belluno, Verona, Ferrara e Bologna, era completamente sconosciuta al fisco italiano e avrebbe evaso oltre 1 milione di euro. A fare questa scoperta sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Treviso, che hanno portato alla luce elementi rilevanti sotto il profilo penale e tributario in capo alla società. La Procura di Treviso ha disposto la perquisizione della sede operativa della società Conegliano, contestato un'evasione fiscale di oltre 1 milione di euro. La sentenza per la morte di Shinpei Tominaga, il GUP di Udine ha condannato Samuele Battistella a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, escludendo il concorso morale per gli altri 2 imputati che se la sono cavata con una condanna per lesioni aggravate. Per l'omicidio preterintenzionale di Shinpei Tominaga è stato condannato solo Samuele Battistella. Per Daniele Vedam e Abdallah Jouma è caduta l'accusa di concorso morale. Sono stati assolti quindi dal reato più grave e condannati per le lesioni aggravate ad Alexander Petrov e Giuseppe Venturini. Il GUP ha accolto quasi in pieno la richiesta del pubblico ministero, Laura Collini, per Samuele Battistella, condannato a 12 anni di reclusione, in luogo dei 12 anni e 4 mesi richiesti dal pubblico ministero. Per Daniele Vedam e Abdallah Jouma la condanna inflitta è di 2 anni di reclusione. Per tutti e 3 non c'è la sospensione condizionale della pena, stabilita una provvisionale complessiva di 200.000 euro per Battistella in favore della moglie, del figlio e del fratello di Shinpei Tominaga e di Giuseppe Venturini, l'amico di Tominaga aggredito da Vedam e Jouma nelle fasi concitate dopo il colpo al volto di Shinpei sferrato da Battistella all'interno del buonissimo kebab. Tutto era cominciato in via Sarpi davanti all'Osteria Teresina e al Bed and Breakfast Sarpi 21 nella notte tra il 21 e il 22 di giugno del 2024. 2 operai ucraini incrociano in 3 ragazzi che li aggrediscono e ad avere la peggio è Alexander Petrov, che grazie anche all'aiuto di una passante riesce a fuggire dalla furia degli aggressori e corre a chiedere aiuto e riparo in via delle Pelliccerie, infilandosi nel buonissimo kebab. Tominaga era lì adagiato al bancone in attesa di ricevere la consumazione ordinata, chiede ai ragazzi di finire lì e andare via. Battistella gli si avventa addosso e lo colpisce al volto. La procura aveva puntato sull'omicidio preterintenzionale per tutti, considerando il concorso morale per Vedam e Jouma e materiale per Battistella. La difesa dei 2 coimputati di Battistella ha sempre sostenuto che il concorso non fosse contestabile, in forza anche di una pronuncia del Tribunale del riesame che in sede di esame del ricorso per la scarcerazione di Vedam e Jouma si era già espresso in tale direzione escludendo il concorso morale. Analoga posizione era stata assunta dalla Cassazione nel ricorso contro la pronuncia del Tribunale della Libertà presentato dalla Procura di Udine. Nonostante tutto, il pubblico ministero ha mantenuto la linea del concorso, ma la tesi non ha retto davanti al GUP. Non si esclude che la Procura possa presentare appello dopo la lettura delle motivazioni, che saranno rese note entro 90 giorni. E subito dopo la sentenza sono stati avvicinati gli avvocati di parte civile e i difensori degli imputati. È stata veramente un'arancia meccanica.
Cita il capolavoro di Stanley Kubrick. Esther Soramè, l'avvocato, oggi in aula in sostituzione della collega Anna Caserta di Napoli per rappresentare Alexander Petrov, l'ucraino aggredito e picchiato in via Sarpi prima di rifugiarsi nel buonissimo kebab poco più avanti. La famiglia di Tominaga e l'amico Giuseppe Venturini erano rappresentati dall'avvocato Alberto Tedeschi. C'è stato il discorso dell'assoluzione dei due degli imputati dall'ipotesi di concorso. Leggeremo la sentenza, le motivazioni e poi la Procura della Repubblica valuterà l'impugnazione. Ovviamente laddove ci sarà un'impugnazione del pubblico ministero sicuramente ci sarà anche un'impugnazione da parte della parte civile nei limiti di quelli che sono gli interessi della parte civile. Il pugno che poi ha sferrato Battistella al povero Tominaga, la forza di quel pugno è stata data proprio dall'aggressione che ha subito il signor Petrov dinanzi a Teresina. I video che abbiamo visto non lasciano nessuno spazio ad equivoci. Per Samuele Battistella la condanna più pesante, 12 anni di reclusione senza la sospensione condizionale. C'è stata una prevedibile condanna e la rispettiamo e leggeremo la motivazione. Una volta letta la motivazione valuteremo. Esprimono invece soddisfazione Guido Galletti e Tino Maccarrone, che sono riusciti con le loro argomentazioni a convincere il giudice sulla non sussistenza del concorso morale per i loro assistiti, Abdallah Jouma e Daniele Vedam. È una sentenza assolutamente giusta che fa il pari con le pronunce sia del riesame che della Cassazione. Dopodiché valuterò, perché essendo Jouma reo confesso per i reati per cui è stato condannato, potremmo anche optare per non impugnare la sentenza, che ci consentirebbe di avere uno sconto automatico di 1/6 sulla pena. Diciamo che siamo soddisfatti dell'esito, adesso vedremo le motivazioni, comunque insomma siamo soddisfatti del nostro lavoro e del fatto appunto che il giudice abbia appreso e fatto sue le nostre motivazioni. Torniamo per un attimo a Palazzo Balbi. Il Presidente Zaia sta rispondendo alle domande dei colleghi, sentiamo i temi. Un servizio di alta qualità, perché se uno chiude i rubinetti e dopo va all'ultimo posto della classifica nazionale, allora qualcosa non torna. Quindi alla luce di questo io penso che il governo abbia gli strumenti per intervenire in maniera pesante, anche con commissariamenti d'ufficio, nelle regioni nelle quali non c'è il governo delle liste d'attesa. E penso che sia un fatto di civiltà, ma far passare l'idea che ci sia, perdonatemi, come il commissario del Covid, cioè che risolve tutti i problemi, anche no, nel senso che, per carità, è suggestiva come idea, il cittadino magari che a casa è arrabbiato dice adesso arriva quello da Roma che sistema le robe, ma non funziona così. Cioè lista d'attesa, come vi abbiamo sempre detto, è una roba complessa e quindi è giusto che sia assolutamente rimanga la responsabilità in capo a chi poi risponde ai cittadini. Se il governo ritiene che una regione non fa il suo dovere, la deve commissariare, ma non con un commissario nazionale lista d'attesa, manda Mario Rossi in quella regione e dice qua da oggi via governiamo noi la sanità. Del resto è poco credibile questa operazione per un altro motivo: il governo già gestisce 2 regioni, sono la Calabria e Molise, se non ricordo male. Non mi risulta che brillino per liste d'attesa. Quindi, se tanto mi dà tanto, altro? Sì, poi invece il nomenclatore lei è l'esperta. Allora noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, torniamo poi con la cronaca ed eventualmente anche con le domande politiche che immagino attenderanno Zaia a breve. A tra poco. Rieccoci in diretta, prima le offese, poi una pesante minaccia alla polizia locale. L'autore del post, individuato e denunciato, è successo a San Stino di Livenza. Con un post sui social ha minacciato di far esplodere il comando di polizia locale di San Stino di Livenza, ma non l'ha passata liscia. La polizia locale infatti ha avviato immediatamente gli accertamenti per risalire alla sua identità, così come a quella degli utenti che hanno commentato con espressioni ritenute diffamatorie. E una volta scoperto chi fosse, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per diffamazione aggravata, reato che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa non inferiore a 516 euro. È spiacevole constatare che mentre la polizia locale svolge il proprio compito per garantire la sicurezza, ha commentato il
il sindaco De Stefani, vi sia chi si permette di insultare e minacciare pubblicamente le forze dell'ordine. E ancora, chi commette questi reati, ha dichiarato il comandante della polizia locale Marchesin, spesso non se ne rende conto. C'è la convinzione che sui social si possa scrivere qualsiasi cosa impunemente, ma non è così. Torniamo a Palazzo Balbi da Presidente Zaia. Era sotto il sole, è ovvio che noi andremo, allora diciamo che ci sono due possibili varianti, no? Da quello che leggo. Una che sia quello dello sblocco dei mandati, non si è capito fino a che livello e per che cariche, no? Nel senso che i sindaci, vedo che c'è dibattito anche per i sindaci. Dall'altro l'eventuale slittamento delle elezioni. Allora, se non interviene nessuna di queste due componenti, o meglio la seconda non interviene, noi si va comunque a votare, anche se i mandati sono sbloccati, si va a votare entro l'autunno. Se interviene lo slittamento si andrà a votare in primavera, con sblocco dei mandati o senza sblocco dei mandati. Tutto qua, io non ho altro da aggiungere perché non sono nella stanza dei bottoni e non so di cosa stiano discutendo in questa fase. Trovo di buon senso il fatto che, ma non perché sia parte in causa, e quindi parlo anche come si può dire, con un po' anche di difficoltà, per il fatto che qualcuno sia giunto a questa considerazione che un'Italia a macchia di leopardo, al di là di tutte le belle dichiarazioni che abbiamo sentito a favore del blocco dei mandati in passato, oggettivamente poi si arriva lì, che siamo davanti a un'Italia a macchia di leopardo. C'è un'ipotesi, Presidente, di cui si sta parlando, cioè che se venisse sbloccato il terzo mandato per i presidenti di regione, indipendentemente da quando andare al voto, la lista del Presidente, la sua lista, non sarebbe più la lista solo degli zaiani o dei leghisti, ma la lista che metterebbe assieme un po' tutti i candidati di tutte le forze politiche della coalizione, quello che era il vecchio listino. Ma il vecchio listino è un'altra roba. Una lista civica è un'altra cosa, non la sento da te, non so, l'avranno scritto i giornali, immagino. Con me nessuno ha mai parlato. Ma lei cosa eventualmente? Non ho mai parlato, cioè io è una novità che sento da te, no? Presidente, quando Fratelli d'Italia ha fatto l'apertura al terzo mandato nei giorni scorsi non è stata chiarissima, mi sembra che ci sia una sorta di zona grigia che si continua anche nei giornali di oggi a non essere chiara, vale a dire la conferenza delle regioni ha già mandato un documento, certo. L'Italia in realtà pare di capire che chieda un ulteriore documento che dia un'indicazione più esplicita. Lei cosa ne pensa? Chiederà a Federica? Mi fermerei al pare che tu hai detto non ne so nulla, nel senso che non so, è una lettura che tu dai e forse in tanti date non ne so nulla di questa richiesta. Nel senso che non so se ci sono interlocuzioni in questa fase con Federica, cioè non te lo so dire. Ma come l'hai interpretata lei questa apertura di Fratelli d'Italia con questa condizione? Che l'onorevole Donzelli ha fatto una considerazione che mi sembra lineare, dice abbiamo un'Italia a macchia di leopardo sulle elezioni, c'è una provincia autonoma che presenta lo sblocco dei mandati per legge, un governo che impugna, immagino che qualcuno anche pensi che se si andrà in Corte Costituzionale ci andranno, se non si risolverà il problema prima, la Corte con difficoltà smentirà se stessa che nella sentenza della campagna ha dichiarato che le regioni a statuto ordinario hanno il blocco di mandati e quelle a statuto speciale possono definire il numero di mandati, cioè, quindi è abbastanza una Babilonia, no? Cioè, quindi immagino che la considerazione sia assolutamente di buon senso, ma lo dico io, lo dice il collega De Luca, lo dicono anche altri, dopodiché è una decisione politica, immagino che la maggioranza al suo interno dovrà trovare la quadra e vedremo cosa accadrà. Altro? Sempre a tema terzo mandato, ne approfitto per chiederle un commento su un'agenzia di questa mattina. Il presidente Tajani ha parlato, intervistato in radio stamattina e ha detto: il dibattito sul terzo mandato, io sono sempre pronto a discutere, ma riteniamo che 2 siano sufficienti, non è una questione di volontà popolare, anche Mussolini e Hitler hanno vinto le elezioni. Insomma, è una linea molto dura quella di Forza Italia e se come diceva sia Donzelli che altri esponenti di Fratelli d'Italia serve un'unanimità,
con dichiarazioni anche un po' scioccanti come questa di Tajani. Non ve lo so dire, nel senso che è un dibattito all'interno del governo, poi vedremo quale sarà il risultato, non ne ho la più pallida idea a che punto sia arrivato il dibattito, di cosa stiano discutendo, quindi siamo tutti in attesa di capire quale sarà la risultanza di questo dibattito. Ma che Tajani paragoni la volontà popolare con Mussolini e Hitler? Io non ho nessun commento da fare. Ok, le chiedo un'altra cosa che riguarda il governo. Qualche settimana fa lei ha preso una posizione molto netta sul fine vita e ha detto è necessario che adesso il governo legiferi, lo chiedono le regioni, lo chiedono i cittadini. Pare che proprio il fine vita sia uno dei temi su cui si stanno interrogando i partiti della maggioranza, presentando comunque una legge. Che cosa ne pensa, Presidente? Beh, che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, sono progetti di legge in discussione in Parlamento, quindi non c'è nessuna novità sul fine vita. Fine vita ha già i progetti di legge in Parlamento, ne stanno discutendo, immagino che la maggioranza farà una proposta come maggioranza, ancora non si conosce questa proposta. Io ho sempre detto una frase che faceva sorridere qualcuno, invece sta diventando realtà, che il fine vita, come per l'autonomia, o lo fai per scelta, lo dovrai fare per necessità, perché adesso ovviamente l'imbuto si sta stringendo e quindi bisognerà decidere cosa fare del fine vita. Dopodiché io ho il massimo rispetto per le idee di tutti, per chi è contrario al fine vita, che dovrebbe a questo punto chiedere una legge per vietare il fine vita, fermo restando che non potrei condividerla, perché diciamo la tua libertà finisce dove inizia la mia, questo è il mio mantra, no? Quindi immaginare che la politica vieti a qualcuno una scelta libera, diciamo, io lo trovo assurdo, però chi è contro il fine vita magari presenterà le sue ragioni per essere contro il fine vita. Chi è a favore chiederà che sia fatta una legge più libertaria, rispettosa ovviamente della dignità umana, di tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, e chi ha dei dubbi, guardate, quelli che hanno i dubbi sono quelli che pongono una questione non irrilevante, dicono io ho dubbi perché vorrei tutelare i fragili, che qualcuno sia spinto ad andare verso il fine vita. Lo si fa con una legge, non con una sentenza. La sentenza non ci mette delle maglie, diciamo, fitte per il vaglio della libertà di scelta. Dopodiché vi ricordo che c'è una sentenza del 2019 della Corte Costituzionale che dice che con 4 requisiti il malato terminale, attenzione, per il problema del malato terminale, a volte leggo cose di interviste di gente che dichiara il depresso, colui che ha preso brutti voti a scuola, sono stupidate che non hanno nulla a che vedere con la sentenza della Corte. La Corte parla di un malato terminale che ha 4 requisiti: grave sofferenza fisica e psichica. Guarda che grave sofferenza non è la sofferenza, è la grave sofferenza. 2. Mantenuto in vita da supporti vitali. 3. Libero di scegliere, quindi intendere e volere. E 4. Sono dimenticato il quarto punto. Mantenuto in vita da supporti vitali, grave sofferenza, libero di scegliere. E c'è un quarto punto che mi verrà in mente. Il quarto punto era quello iniziale, la diagnosi infausta. La diagnosi infausta, quindi che è un processo, quindi può chiedere questo paziente terminale, diagnosi infausta, di aver valutato la sua situazione. Abbiamo avuto 15 pratiche dal 2019 ad oggi, solo 3 sono state autorizzate, delle quali 2 hanno avuto la gestione del suo fine vita, fra l'altro 2 signore della provincia di Treviso, e il terzo era Stefano Geller, che vi ricordo che poi non ha gestito il suo fine vita e se n'è andato, diciamo, con le cure ospedaliere, insomma, è una vicenda personale, quindi non è giusto parlarne. Questa è la vera storia. La Corte della Costituzione ha fatto già 2 solleciti oltre alla sentenza, e dopodiché vorrei ricordarvi che in un paese che a volte è al festival dell'ipocrisia, ecco, in questo paese dove l'ipocrisia molto spesso viene fuori, vi ricordo che noi nel 2017, se non ricordo male, o 14, 17, non mi ricordo la data, il testamento biologico, la data, 2017, dicembre 2017, abbiamo approvato il testamento biologico, la DAT, disposizioni anticipate di trattamento. Cioè, allora, sei contro il fine vita, ma sei in un paese nel quale Luca Zaia in questo istante, o chiunque di noi, può andare all'anagrafe comunale o da un notaio, insomma, con una firma che sia una volontà certa, e dice: se mi dovessi ammalare
e non dovessi essere nelle condizioni di dire non intubarmi, non fare queste pratiche cliniche su di me, te lo scrivo prima che non mi devi tenere in vita con supporto vitali, ad esempio. E questo è cos'è? È un'anticipazione di un percorso di gestione del fine vita. Quindi guardate, è una materia molto complessa, delicatissima, e noi dobbiamo solo decidere se il malato terminale che vuole esprimere la sua condizione e la sua scelta è attore protagonista nella redazione della legge o diventa una comparsa. Se è attore protagonista, la politica fa un passo a lato e fa in modo di tutelare il percorso. Se invece diventa, diciamo, una comparsa, diciamo, un di cui della legge, la politica inciderà vietando il fine vita, vietando tutta una serie di attività. Ecco, in un contesto nel quale dico, e questo ve lo voglio dire chiaramente, io vedo che continuamente leggo che per risolvere il problema del fine vita è importante investire sulle cure palliative. 1, siamo la prima regione per cure palliative. 2, non si finisce mai di investire sulle cure palliative, premesso che anche la cura palliativa è la scelta sempre di un equilibrio millimetrico tra benefici e costi. Nel momento in cui somministri la morfina, deprime i centri respiratori, blocca la motilità intestinale, la deprime, e quindi tu sai che togli dolore ma crei anche, diciamo, altri effetti collaterali. E così per tutti i farmaci, cioè qualsiasi farmaco. Però cosa voglio dire? Nel momento in cui tu dici che basta le cure palliative, vuol dire che non conosci il tema, perché chi viene da noi, e sono 15, non hanno un problema di cure palliative, non è che dicono voglio gestire il mio fine vita perché qua nessuno si occupa di me. Rifiutano le cure palliative, ne fanno una scelta di dignità che è intima, sulla quale io non ho nulla da dire, ma non si creda che le cure palliative risolvono il problema. Dopodiché ognuno nel suo intimo decide come gestire la sua parte finale della vita. È un tema delicato, ma non è corretto vedere gente che dice che basta investire sulle cure palliative, perché vuol dire non conoscere neanche il problema. Altro? Buon lavoro, grazie. Scusa. Euro 5. Sì. Allora, ieri qualche giornale della destra ha attaccato lei, Fontana e Cirio per questa... Qualche uno. Non faccio nomi. E peraltro Salvini si scaglia contro questa scelta delle ecofollie dell'Europa, le definisce. È un nuovo fronte tra lei e il segretario o comunque la Regione Veneto come si colloca? Ma nessun fronte, assolutamente, a totale linearità anche nel rapporto. Sono convinto che noi intanto come regioni lavoriamo assieme con i ministri di competenza, che sono il ministro Salvini e il ministro Pichetto Fratin nella fattispecie direttamente, e sono anche altrettanto convinto che assieme dovremo trovare una soluzione che deve tradursi in un provvedimento legislativo, insomma, che ci sia in qualche legge che si sta approvando una soluzione, perché effettivamente mettere a piedi 7 milioni di auto, ho visto che ci sono questi dati in tutto il nord Italia, cioè noi abbiamo l'unica colpa che abbiamo è che viviamo in pianura padana, cioè, non è che inquiniamo di meno degli altri, viviamo in pianura padana e quindi abbiamo, diciamo, un catino che è protetto dalle Alpi e c'è sta pianura che, come si può dire, sgrava di meno nel momento in cui i ricambi... Dunque terzo mandato, fine vita, Euro 5, tanti temi sulla tavola affrontati dal Presidente Zaia, che torneremo chiaramente ad approfondire questa sera nei nostri telegiornali, ma adesso la cronaca ci porta a Vicenza con allarme e sicurezza in città. La polizia locale presenta i dati della prima parte del 2025 con un focus sull'attività del nucleo operativo speciale. Per noi e per darci ulteriori dettagli ci sono Daniele Garbini e Simone Squarcina. Buongiorno Daniele, buongiorno al tuo ospite. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Sì, confermo, siamo all'interno della sede della Polizia Locale via Contrada Soccorsetto, con me Alessandro De Francisci, il comandante, come dicevi, del nucleo operativo speciale. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, qualche minuto inizierà proprio la conferenza stampa, proprio verranno forniti i dati come avevi già anticipato Francesca. Noi possiamo dire in questo momento, tanto per inquadrare le operazioni, che la lotta allo spaccio al degrado ha visto circa 800 dosi sequestrate, più di 670 persone identificate e più di 6.000
4.600 controlli, ecco, dall'inizio dell'anno adesso. Capiamo che è un grande sforzo congiunto, nonostante poi l'allerta arresti e i cittadini magari spesso si dicono allarmati, comunque la risposta c'è della polizia e degli agenti. Nello specifico lei, comandante, nel suo nucleo avete dei dati importanti, com'è la situazione? Sì, la risposta del nucleo operativo c'è, così come di tutti gli agenti, gli uomini e le donne della polizia locale. Siamo sempre sul territorio ad effettuare questi controlli antidroga. In particolare proprio i controlli antidroga in questi primi 5 mesi dell'anno sono stati 75 e abbiamo eseguito 41 perquisizioni sia personali che domiciliari. Domiciliari perché siamo riusciti, partendo proprio dall'area verde di Campomarzo, siamo riusciti ad individuare alcuni posti dove gli spacciatori alloggiano, e questo ci ha portato a perquisire le abitazioni con esito positivo. Questo è stato un grande successo anche per noi e per questo contrasto, questa lotta allo spaccio su strada. Ecco, diciamo che dall'inizio dell'anno voi, insomma, è l'epicentro Campomarzo un po' delle operazioni. Come si muove? È cambiato un po' la mappa della città? In qualche modo reagiscono, sono spariti o si spostano? Diciamo che loro chiaramente in base ai controlli che noi facciamo cercano di cambiare il loro modus operandi, però noi riusciamo ad effettuare le nostre contromisure studiandoli poi per bene e riuscendo quindi ad individuare il loro nuovo modo di operare. Loro chiaramente tendono sostanzialmente a rimanere nell'area verde di Campomarzo, ma sappiamo benissimo che alcune tipologie di acquirenti, proprio perché l'area verde di Campomarzo è controllata giornalmente, si spostano in altre aree, in altri quartieri della città, cosa che ci viene segnalata anche dai residenti, e quindi stiamo effettuando dei controlli con anche successi importanti. Va bene, allora intanto la ringraziamo, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, allora lasciamo per la conferenza stampa. Per il momento la Vicenza è tutto. Francesca, a voi la linea. Grazie Daniele, grazie a Simone Squarcina, grazie al comandante. Vi lasciamo andare in conferenza stampa. Noi vediamo il tricolore sventolare, il tricolore che significa Alpini. Continua l'avvicinamento alla Triveneta di Conegliano, sezioni che si stanno preparando, e allora andiamo da Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto a Conegliano, proprio là dove ci sarà il grande appuntamento di questo fine settimana. Buongiorno Lucio. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sono a Parè ed è una delle 4 medaglie d'oro della sezione di Conegliano, il gruppo di Parè, ed è una delle particolarità di questo gruppo. La seconda particolarità è che noi ci troviamo all'interno di una chiesa, cioè della parrocchia proprio di Parè, e la sede degli Alpini è l'ex canonica proprio di Parè. Sono con il capogruppo Denis Pasin. Capogruppo, come mai siete così vicini alla chiesa? Innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori di Antenna 3. Siamo qui nel cortile della chiesa e abbiamo la sede proprio in un'ex canonica voluta dall'allora Monsignor Don Fausto Scappin, che aveva un desiderio che gli Alpini di Parè fossero proprio nella sua comunità, cioè al centro della comunità, perciò penso che più centro di così non si poteva avere. Però tra l'altro adesso noi cominciamo a salire, lì c'è un monumento che ha voluto proprio il parroco di allora? Sì, il monumento è sempre stato voluto da lui, il desiderio che noi l'abbiamo esaudito, però allora il monumento ha fatto in tempo a vederlo. La sede purtroppo è venuto a mancare e non ha potuto. Però insomma diciamo che è la particolarità, adesso siamo proprio in mezzo agli Alpini, la particolarità di questa sede è il monumento che è all'interno anche della chiesa, quindi ha un'ulteriore, diciamo così, espressione di questa vicinanza della comunità e degli Alpini. Ma possiamo dire che ci hanno intitolato come custodi dell'oratorio e di tutto il cortile della comunità, perciò noi più di custodi
così. Ecco, ma torniamo a parlare della particolarità. Intanto entriamo anche con Nicoletta, intanto grazie agli alpini che ci hanno fatto così da contorno, e entriamo proprio all'interno di questa sede e raccontiamo intanto l'altro discorso, cioè quello della medaglia d'oro. Noi siamo qui, come abbiamo fatto per gli altri gruppi, diciamo così, capofila della sezione, perché voi siete una medaglia d'oro. Tra l'altro io sono con una salariana, perché è una medaglia d'oro per un alpino morto in Africa. Sì, allora Luigi Spelanzon, medaglia d'oro al valor militare, c'è stata conferita, si può dire, al gruppo di Parè 3 mesi fa. È stata data perché, cioè c'è stata conferita perché era, si può dire, in sezione, e era orfana e noi l'abbiamo adottata. Ecco, poi naturalmente ci sarà una grande festa, perché è una cosa molto, molto veloce, molto diciamo così, è fresca proprio come notizia. E qui invece poi abbiamo le altre, diciamo così, altri gruppi vicini che sì, abbiamo come quelli sempre limitrofi, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, quello nostro logicamente, con l'Albrigo, Santa Maria di Feletto. Ecco, allora facciamo così, andiamo a sentire anche il capogruppo, cioè qui ci siamo con il gruppo di Santa Lucia di Piave. Logico qua il capogruppo. Capogruppo, a Santa Lucia voi come vi state preparando? Perché a loro non occorre che lo dica, loro sono già, diciamo così, cooptati per la logistica, ma voi come vi state preparando a questa triveneta? Noi stiamo eseguendo tutti i programmi che sono prescritti. Ci stiamo preparando, abbiamo 3 persone che sono invalidi, diciamo. Uno ha 94 anni e 2 sono invalidi, li portiamo su con la camionetta, poi li portano a fare la sfilata. Ah, proprio con la R59? Sì. E quindi li vedremo sfilare proprio. Poi dobbiamo organizzarci nel prenderli e riportarli a posto. Però l'importanza di non lasciare indietro nessuno? No, stia tranquillo che nessuno rimane indietro. Ecco, questo è un altro. Tra l'altro devo darvi questa notizia, ieri l'abbiamo sentito anche da un predecessore di questa triveneta, ovvero il presidente della sezione alpini di Belluno, che dice: noi a Belluno nel 2023 abbiamo fatto 40.000 presenze, Conegliano raddoppierà di sicuro. Allora passo avanti agli altri gruppi e vado direttamente dal sindaco Fabio Chies. Sindaco, pronto per prendere 80.000 persone in famiglia? Ma assolutamente sì, devo dire la verità che la città si sta preparando proprio per avvolgere tutti coloro che arriveranno e farli diventare protagonisti di una 3 giorni che noi aspettiamo ormai da un anno. È il 10° raduno che facciamo a Conegliano, ricordo che il primo si è fatto nel 48 a Conegliano, per cui città alpina per eccellenza riconosciuta da tutti. Pensiamo 10 triveneti fatti a Conegliano, un numero incredibile. Sindaco, cosa dice il papà di questa cosa? Perché voi non lo sapete, ma il sindaco ha il papà alpino. Il papà, a parte che ha partecipato a tutte le adunate nazionali, però devo dire che è contentissimo, ma è contento lui come sono contenti tutti. Gli alpini hanno tutti lo stesso DNA. Quando mi dicono quante persone avete di sicurezza, diciamo che gli alpini hanno messo 150 persone a disposizione del servizio, ma ogni alpino ha un presidio di sicurezza, per cui nella città sarà una città sicura, blindata, ma soprattutto una città aperta a tutti coloro che vorranno comportarsi bene. Se qualcuno pensa di venire all'Oktoberfest, dico di stare a casa direttamente, perché qua si celebrano gli alpini, la loro storia, la loro tradizione, non c'è posto per chi vuol far casino. Ecco, questo intanto è un altro segnale molto importante. Però visto che abbiamo vicino al sindaco anche il parroco, e di solito io chiedo ai sindaci cosa vuol dire avere vicino gli alpini, adesso lo chiedo a un parroco. Un sacerdote, cosa significa avere gli alpini vicino? Personalmente significa mantenere viva la memoria di tutti quei sacerdoti che ho incontrato nella mia strada e che hanno avuto rapporti belli con gli alpini e me l'hanno in qualche maniera consegnato, e io mantengo viva questa eredità. L'ultimo in ordine di tempo, Don Fausto, che è stato qui parroco, il quale aveva un amore spassionato, e qua gli alpini lo sanno. Quindi prima di tutto mantenere viva questa memoria, poi mantenere viva la memoria di tutti quegli alpini che ho incontrato nella mia vita e che per me hanno sempre rappresentato generosità, accoglienza, disponibilità, attenzione al prossimo, attenzione alla realtà sociale, ma anche attenzione alle parrocchie, e lo stanno continuando a dimostrare qui. E poi per me averli qua significa in qualche maniera restituire un po' questa generosità, offrendo a loro questo spazio, e poi è una presenza bella, è una presenza anche che mi aiuta a tenere anche sorvegliato l'ambiente, quindi anche segno di sicurezza, ma soprattutto sono un segno di gratuità e generosità per le mie comunità.
Direi che con questo messaggio abbiamo raccontato tutto quello che si poteva raccontare qui degli alpini di Parè, e a questo punto ti restituisco la linea per darla poi ai colleghi delle altre redazioni per gli altri alpini che arriveranno alla Triveneta qui a Conegliano. Certo, grazie davvero Lucio, grazie ai tuoi numerosi ospiti e come sempre grazie a Nicoletta Rizzetto. Tra un po' andremo anche a Marostica con un annuncio importante, andremo a Gemone, insomma continueremo a parlare di alpini. Prima di fermarci per la pubblicità, però una notizia che arriva da Verona, dove il piazzale della stazione di Porta Nuova è blindato dalle forze di polizia in assetto antisommossa questa mattina per fronteggiare l'eventuale arrivo di Maranza dopo un appello lanciato sui social. In piazza 25 aprile si è presentata una cinquantina di persone dell'area Ultras dell'Allas Verona che erano stati sfidati da uno del leader dei Maranza, Don Ali, residente a Torino, che per le sue dichiarazioni su TikTok è già stato denunciato per istigazione a delinquere ed è stato colpito da un provvedimento del questore di Verona per manifestazione non autorizzata. Se i Maranza si presenteranno scatterà una seconda denuncia. Assieme agli Ultras anche l'ex deputato della Lega Vito Comencini e il leader veneto di Forza Nuova Luca Castellini. Davanti alla stazione è attivo un cordone di sicurezza sotto il coordinamento della Digos Scaligera. Fino a questo momento dai treni in arrivo a Verona non è sceso alcun giovane. Vi aggiorneremo se dovessero esserci delle novità. Noi intanto ci fermiamo per la pubblicità. Rieccoci in diretta. Danneggiato uno dei pianoforti decorati posizionati in alcuni angoli di Bassano nel centro storico in vista della maratona pianistica di domenica prossima. Vanessa Banzato con Alessandro Costacurta hanno raccolto lo sdegno dell'organizzatore, il maestro Luigi Ferro. Maestro, mancano 2 tasti, che è successo? Devo fare come Paganini che suonava il violino con corde sempre mancanti, io con tasti mancanti. Questa volta però non è volontà sua? No, assolutamente. Purtroppo martedì abbiamo posizionato i pianoforti, 4 pianoforti per Bassano, e già al tardo pomeriggio abbiamo riscontrato un atto di vandalismo attuato su questo strumento in piazza. Sono stati tolti i 2 tasti, tra l'altro lei diceva ci vuole una gran forza, ci vuole proprio la convinzione di toglierli quei tasti. Sì, effettivamente hanno staccato e spezzato il tasto nero della tastiera e quindi questo dispiace perché ho sempre riscontrato grande interesse anche tra i ragazzi, facevano così, si riunivano intorno ai pianoforti, era una gran festa, evidentemente, e tra l'altro anche in orari dove c'è gente, perché la notte vengono chiusi, quindi l'operazione non è stata fatta di notte, è stata fatta in tardo pomeriggio. Continuano vandalismi, atti vandalici che continuano proprio in centro a Bassano. Questa cosa crea parecchio sdegno. Sì, mi dispiace perché si cerca sempre di dare qualcosa di bello, anche esteticamente. Infatti i pianoforti non sono semplici pianoforti, sono pianoforti decorati. Infatti il progetto così ha come titolo decorati dall'artista Alchimie Visive Silvia Ferrero, e con fotografie artistiche. Quindi c'è anche un lato estetico oltre che sonoro nella bellezza, perché come dire, l'arte ha incastri tra le varie tipologie di arte, quindi non si può prescindere l'una dall'altra. Però nonostante questo, ecco, ci sono delle persone che evidentemente ciò o non piace oppure vogliono mettere la loro firma. Mettere la loro firma nella maniera più sbagliata possibile, anche perché proprio si va a danneggiare una cosa pubblica, una cosa che dovrebbe portare gioia, bellezza, serenità alle persone. Sì, esattamente. Però devo dire la verità che la ditta che fornisce i pianoforti, Silvana Telatino, sono stati veramente disponibilissimi sia per mettere a disposizione i pianoforti che celeri e professionali. Già stamattina hanno prelevato i tasti rotti che ora si trovano in studio, nel laboratorio
laboratorio per essere riparati, e già oggi il pianoforte può essere ripristinato al suo scopo. Tutto questo in vista della maratona pianistica che in due appuntamenti si svolgerà proprio qua a Bassano. Esattamente, sabato 14 in Rezzonico e il giorno dopo, domenica 15, sul ponte, come di consueto, sul ponte di Bassano dalle 10 alle 21. Un appuntamento, quello soprattutto sul ponte, che è sempre atteso e partecipatissimo. Sì, ci saranno almeno 150-160 musicisti che si alterneranno alla tastiera del pianoforte, e non solo, ci saranno anche altri strumenti accompagnati dal pianoforte, e provenienti da ogni dove, conservatori dal Veneto, da Bologna, dal Trentino. È veramente un gran successo. In questa edizione della maratona pianistica, nei 7 appuntamenti in calendario, hanno aderito circa 1000 musicisti. Maestro, se lei si trovasse davanti l'autore o gli autori di questo gesto, cosa direbbe? Beh, è difficile, vorrei capire il perché, la motivazione di questo gesto, e magari consigliargli di ascoltare un po' di musica pianistica, così magari il cuore gli si ingentilirebbe. Si avvicina il 13 giugno, festa di Sant'Antonio, e la Basilica si sta preparando ad accogliere le migliaia di pellegrini che vorranno essere presenti per la festa e la solenne processione che seguirà la messa delle 17. Dalle 5:30 del mattino la festa di Sant'Antonio sarà in diretta su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est. Francesco Rattai e Cristian Roque Allende hanno incontrato padre Giancarlo Zamengo, direttore generale del Messaggero di Sant'Antonio. Siamo nel chiostro della Magnolia, con me padre Giancarlo Zamengo, che è direttore generale del Messaggero di Sant'Antonio, e con lui continuiamo questo avvicinamento al 13 giugno. La tredicina, vi abbiamo raccontato ieri come è nata proprio la tredicina con padre Vaona. Adesso chiediamo a padre Zamengo come sta andando. I numeri parlano di un'affluenza molto molto alta di pellegrini. Effettivamente sono delle serate, quelle della tredicina, bellissime, straordinarie, che vedono un grande afflusso di pellegrini che accompagnano i loro pastori, i vescovi delle diocesi del Triveneto, e ogni sera è un momento di fede e di emozioni, anche perché sono pellegrini che portano qui in Basilica con la loro vita e il loro cuore anche i desideri e le speranze in questo anno giubilare dedicato alla speranza, e affidano tutto all'intercessione di Sant'Antonio. Ecco, Antonio è sempre stato portatore di speranza, speranza per gli ultimi, speranza per i poveri, è amico dei bambini, lo dicono anche le preghiere. Ecco, il giugno antoniano è però anche un'occasione che la Caritas antoniana ha di presentare i suoi progetti. Quest'anno addirittura sono 2 i progetti di beneficenza della Caritas. Sono tante le iniziative di Caritas Sant'Antonio che vengono portate avanti nel corso dell'anno. Penso anche al sostegno alle mense dei poveri, dove operano i nostri frati in tutta Italia. Però ecco, la giornata del 13 giugno vogliamo che sia caratterizzata dalla carità, perché questo credo sia anche il desiderio che Sant'Antonio ha nei riguardi nostri, di essere veicoli, trasmettitori di un'attenzione concreta nei riguardi dei poveri. Per questo Caritas Sant'Antonio ha pensato di proporre 2 grandi progetti. Uno è per l'Italia, particolarmente a Palermo, dove i nostri frati vogliono realizzare un centro di accoglienza per i giovani, per aiutarli quindi a superare il rischio tipico delle tutte le periferie urbane, quindi della violenza, del lasciare il percorso scolastico, per creare progetti di integrazione, ecco, che aiutino anche a superare quel rischio di essere
avvolti dalla malavita locale, dalla mafia, anche in particolare nella realtà di Palermo, e il secondo progetto invece che ci proietta sul mondo, dove noi stiamo da anni sostenendo un ospedale in Burkina Faso, dove appunto costruiremo un padiglione per questo ospedale che, pensate, si rivolge a un territorio che ha più di 150.000 persone sprovviste completamente di assistenza medica. Ecco, quindi è forte l'impegno della Caritas Sant'Antonio verso gli ultimi, verso chi ha bisogno. Ecco, un'ultima domanda: quando si pensa a Sant'Antonio si pensa comunque a un frate, a una figura di 800 anni fa, ma legata anche alla contemporaneità, perché ci si può mettere in contatto con Antonio anche grazie a internet, per esempio. Beh, certamente Sant'Antonio è stato un grande comunicatore con il cuore, stando vicino alla gente, ai poveri, con la mente, dottore della Chiesa, grande predicatore e annunciatore del Vangelo. E noi come messaggero di Sant'Antonio non possiamo non continuare questa missione di annuncio del Vangelo e della carità. Per questo, anche per permettere a chiunque di partecipare da vicino, da lontano a questo grande progetto che poi trova la sua visibilità maggiore il 13 giugno, abbiamo attivato come ogni anno dei percorsi di partecipazione, quindi abbiamo il sito internet santantonio.org e poi per il 13 giugno abbiamo proprio il sito www.13giugno.org col quale noi anche intendiamo raccogliere offerte e donazioni che ci aiutino a realizzare i nostri progetti nel nome di Sant'Antonio. Torniamo alla Triveneta di Conegliano, dove saranno presenti anche le penne nere di Marostica, che hanno annunciato al nostro Ferdinando Garavello insieme ad Andrea Benetti la candidatura per ospitare l'edizione 2028. Continua il nostro percorso di avvicinamento alla Dunata di Conegliano. Stiamo sentendo gruppi, sezioni alpini che si stanno preparando a questo importante evento. C'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di ritrovarsi ancora una volta dopo la gloriosa adunata di Vicenza dell'anno scorso, dopo Biella di quest'anno, che tutti gli alpini ci hanno detto è stato un evento davvero fantastico, e siamo venuti nella sede degli alpini della sezione di Marostica e sentiamo il presidente Fortunato Pigato che ci racconta come si stanno preparando gli alpini marosticensi. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti i vostri ascoltatori, sempre numerosi. Vi ringrazio per questo vostro incontro. Ci siamo anche noi iscritti per la partecipazione di avere qui a Marostica, nella nostra città, la dunata del terzo raggruppamento nel 2028. Non sarà facile perché ci sono altre due importanti sezioni che si sono iscritte, che si sono candidate. Però diremo che io sono del parere che le grandi sezioni dove ci sono delle città che possono accogliere anche le adunate nazionali facciano le adunate nazionali e lasciano a noi piccole e medie sezioni, diremo, di fare almeno l'adunata del terzo raggruppamento. Ecco, questo ci teniamo anche perché nel 2028 avremo la possibilità di andare a inaugurare anche il nuovo rifugio check-in, dove abbiamo già avuto, diremo, l'approvazione da parte del comune di Asiago, dei 7 comuni, per quello che è l'approvazione del progetto e anche per la convenzione. Sicché, e poi avremo molte altre attività che faremo in quell'occasione, se avremo la fortuna di avere questa adunata del terzo raggruppamento, anche perché Marostica è dal 71 che non ha nessuna adunata qui, a parte il centenario che abbiamo fatto nel 2023 e che penso anche con ottimo risultato. Ecco, ci teniamo ad avere questa possibilità e stiamo a vedere.
Allora, intanto abbiamo avuto una notizia clamorosa e l'abbiamo saputo in questo momento che Marostica si è candidato. Immaginiamo che il Presidente non ci voglia dire chi sono gli altri partecipanti a questa tornata per il 2028. Ovviamente staremo a vedere. Ricordiamo che nel 2023 abbiamo fatto in diretta la sezionale, l'abbiamo raccontata in una diretta che è stata molto seguita, come sono seguite tutte le nostre dirette con gli alpini. Presidente, prima di lasciarci, che cosa vi aspettate dalla Triveneta di Conegliano dopo quello che si è vissuto in questi anni con le adunate? Ma diremo che Conegliano innanzitutto è una sezione che è molto importante, anche perché abbiamo avuto la possibilità di incontrarci nei vari incontri ultimamente, anche per avere la conoscenza di questa organizzazione, e mi sembra che veramente si stanno dando da fare, e c'è sicuramente, quando organizzano gli alpini è sempre un successo. Su questo non ci piove. Con questa considerazione del Presidente Fortunato Pigato, che ringraziamo anche per questa notizia, noi ci prepariamo alla donata di Conegliano. Grazie ancora a tutti voi, ai vostri ascoltatori, e ci vediamo a Conegliano numerosi. Una delle iniziative degli alpini che sta riscuotendo un successo sempre crescente è quella dei campi scuola, come per quello organizzato quest'anno dalle sezioni di Valdobbiadene e Conegliano, con posti esauriti dopo pochi minuti dall'apertura delle prenotazioni. Appena abbiamo attivato le iscrizioni ci siamo trovati sommersi, il termine è grosso, sommersi da richieste di partecipazione, e dopo pochi minuti abbiamo dovuto chiudere proprio perché non c'era la possibilità di ulteriori iscrizioni. Sito sommerso dalle richieste, quello predisposto dagli alpini per il prossimo campo scuola a Valdobbiadene. Sabato 24 maggio attivo da mezzogiorno e chiuso a mezzogiorno e 5 minuti per superamento numero massimo di iscrizioni. Segno di un successo crescente dell'iniziativa delle Penne Nere in tutta Italia, in particolare nella Marca, e a Valdobbiadene con un'ulteriore preselezione. Quest'anno tra l'altro è stato deciso di ospitare esclusivamente i ragazzi che partecipano per la prima volta, proprio per dare la possibilità a più persone a fare quelle esperienze che noi riteniamo valide. Tutti i ragazzi e ragazze delle scuole medie che per 2 settimane lasceranno genitori, fratelli e amici per vivere insieme tutta una serie di esperienze formative, come hanno fatto i loro predecessori nel campo scuola di Pianezze. E anche qui c'è una novità: si andrà al centro Turra di Valdobbiadene. Abbiamo sempre la struttura fissa e abbiamo naturalmente le tende per i ragazzi. Anche quest'anno si adattano e dormono in tenda, come abbiamo sempre fatto noi quando eravamo al campo e come fa la protezione civile quando è nel proprio servizio, quando fa gli interventi. Cominciare a contare solo su se stessi, confrontarsi con coetanei in prove pratiche, ma anche nella gestione quotidiana delle pulizie. Condividere percorsi per conoscere meglio la natura sono solo alcuni aspetti che definiscono i campi scuola. E nei patti tra ragazzi, genitori alpini c'è l'eliminazione dei cellulari, che negli anni precedenti ha dato risultati sorprendenti. Forse sono rimasti un po' meravigliati, però erano già stati preparati sia negli incontri che si fanno prima del campo scuola, che dai genitori sapevano benissimo che i cellulari non venivano adoperati. È per questo che i social si fanno in presenza. L'hanno fatto volentieri, l'hanno fatto vedendo che c'erano anche gli altri assieme, e hanno sempre collaborato e hanno sempre messo il noi davanti all'io. Ecco che questo è un po' il motto dei nostri campi scuola. Ennesima missione riuscita degli alpini. Con la speranza di seminare questi semi e che nasca qualcosa che purtroppo magari al giorno d'oggi non vediamo. Orsago è tra i 4 gruppi alpini medaglia d'oro della sezione di Conegliano, ma è forse anche quello che sente più vicino alla donata triveneta di Gemona del prossimo anno. Il terremoto l'ho vissuto nel 76 maggio e ero a Tolmezzo, alla caserma del DIN, e così è rimasto, si rimane sempre un segno, rimane per tutta la vita. Sono tanti gli alpini che hanno vissuto quel 6 maggio del 1976. Ma anche i mesi e gli anni successivi fatti di dolore, morte, macerie, ma anche di rinascita, com'era e dov'era. E alcuni simboli di quell'evento continuano a vivere nella quotidianità delle Penne Nere, come per la sede degli alpini di Orsago.
Una sede che ricorda il terremoto, perché l'abbiamo recuperata dai campi del terremoto che c'erano in Friuli, insomma, negli anni 82-83. È qui che da oltre 40 anni il gruppo organizza le proprie attività per l'intera comunità di Orsago, a partire dai più piccoli. Portiamo i giovani nelle gite didattiche, li portiamo a Re di Puglia, a Basovizza, alla Reggiana di San Saba e raccontiamo la storia, quello che è successo, in modo che anche loro si ricordano, insomma, ecco. Gruppo Alpini Orsago, che è anche una delle 4 medaglie d'oro dell'Abaro Sezionale di Conegliano, dedicata all'artigliere da montagna Giovanni Bortolotto, morto sul Don nel 1942 durante la campagna di Russia. Luoghi che a distanza di più di 80 anni continuano ad essere scenari di guerra. Non abbiamo imparato niente. Difatti quello che sta succedendo nel momento attuale è che non abbiamo più rispetto né delle persone né di quello che è stato fatto negli anni passati, tenendo conto che quello che ha fatto lui doveva essere a monito di tutte le persone e dovrebbe servire per gli anni a venire, invece qui stiamo andando verso il periodo più buio, secondo me. Ecco perché le piccole storie che hanno formato la grande storia vanno raccontate, così come l'impegno degli alpini per la pace, come per l'asilo di Roshosh in Russia. Non a caso si chiama Operazione Sorriso, perché è stato un ponte di collegamento tra il popolo russo, che è stato invaso da noi italiani, e gli alpini stessi che hanno vissuto per un anno circa in quel posto. Quindi l'asilo è un segno di pace, soprattutto di amicizia tra i nostri due popoli. Ma Orsago è un gruppo, ma anche una comunità dove il primo cittadino è un alpino. Il servizio militare ti insegna tante cose, perché quando sei giovane pensi che sia tutto dovuto, invece devi rispettare regole, disciplina, ordini, comandi, tante cose, e questo ti serve nella vita, no? E quindi adesso io che ricopro questo ruolo, e l'esperienza ti porta anche a risolvere certi problemi. Per questo il sindaco è favorevole ai campi scuola alpini e a una nuova forma di servizio alla patria. Serve, sì, perché comunque il distacco dalla famiglia ti aiuta a cercare di risolvere quei problemi che magari quando sei a casa ti risolve mamma e papà, no? Nella ricorrenza del primo giorno della battaglia dell'Ortigara, i rievocatori del gruppo Monte Grappa Battaglione Bassano si preparano a sfilare alla Triveneta di Conegliano con le divise d'epoca di lana grossa e gli scarponi chiodati. Ci saremo anche noi a domenica per la grande sfilata della Triveneta. La nostra presenza vuole essere un po' come quando passa una fanfara che ci scalda il cuore con la musica. Noi non abbiamo la musica, però vogliamo trasmettere delle emozioni, un po' come la fanfara, delle emozioni che con il nostro passo e dei nostri scarponi chiodati, l'incedere, i nostri gesti, i nostri sguardi vogliono far riportare il pubblico a quelli che erano i ragazzi dell'epoca. Oggi tra l'altro è l'anniversario della battaglia all'Ortigara, 10 giugno. Il battaglione Bassano partecipò alla presa del Monte Ortigara perdendo il 70% dei suoi effettivi negli spaventosi assalti a quello che è diventato poi il Calvario degli Alpini e che accoglie sulla propria cima, spazzata dal fuoco, la colonna Mozza con il celebre monito "per non dimenticare". Ed è proprio per onorare la memoria di quanti hanno dato la vita sull'Ortigara, sul Grappa e sulle montagne trasformate nell'ultimo baluardo contro le offensive disperate degli austro-ungarici che i rievocatori del battaglione Bassano sfilano sotto il sole con gli scarponi chiodati e le divise di lana grossa. Diciamo che domenica, magari con la giornata che sarà, sfilare con la lana è uno sforzo, è un piccolo sacrificio che fate per onorare comunque la memoria di quei soldati. Certo, la memoria di quei soldati di quei tempi, ricordiamo anche che comunque Conegliano è stata occupata nell'ultimo anno di guerra, quindi anche la popolazione civile ha patito sofferenze e privazioni indicibili ed è giusto anche a distanza di più di 100 anni ricordare queste persone. Ai piedi del monumento che ricorda il primo sacello di Cimagrappa, quello che accolse la Madonnina e l'allora cardinale Giuseppe Sarto, poi Papa Pio X, sono arrivati anche gli alpini di Borso, pronti pure loro all'appuntamento con Conegliano. Anche noi vogliamo ricordare soprattutto gli avvenimenti che sono successi qua nel Grappa e facciamo un gemellaggio virtuale con gli alpini di Conegliano, insomma, e partecipiamo alla sfilata.
Noi siamo in chiusura, io vi lascio alla sigla, alle previsioni del tempo e poi a seguire l'approfondimento con la CGIL. Insieme a me ci saranno Sara Pasqualina della segreteria SPI-CGIL Treviso e Sebastiano Grosselle, segretario organizzativo della FLAI CGIL Treviso, per parlare di legalità nel lavoro agricolo, ma non solo. Ringrazio Alessandro Granzieri e Francesco Ceronna in regia, ringrazio anche voi, vi do appuntamento a tra poco.